Buongiorno Italia o buongiorno Slovenia, io Bata Brocche, porca puttana, un museo fuori, un merlo slavo. Buongiorno Italia, io probabilmente a dieta Ulfo, ma Dio cane le difficile. No, Dio caro, ho da fare quella che non mi sente mai, quindi mai un sento. No, adesso dopo cortesie per i camperi, cioè mi adesso io fare tutte varie serie, adesso fin quella del dottor Bavero, mi sono il personal trainer e Anzi no, fin il dottor Nosaradan, sì. Ulfo, già vede il titolo, Ulfi al limite, che per chi non lo sapesse, Ulfo significa pieno. Cioè, Ulfo, pieno, sjonf. Appena fuori dall'area camper, la zona camper del campeggio, c'è l'entrata del sentiero panoramico, diciamo. Guarda che razza dei passeggiatine, dei posticini, guarda che misteri. Ora collego tutto. Questa è la cavara della Bira Lasco, la quale ha anche il monumento in riva al lago Boizinsko che vedremo dopo. È vero? Appunto linguistico. Allora, intanto birra in queste zone si dice piva, ok? Piva è la birra, no? È un po' il posto dove lavoravo io, le tecnologie piva erano le tecnologie della birra, no? Ma quando si usa dire con le pive nel sacco vuol dire che te va via quei birre in tasaino. Guarda che bella vera casetta in mezzo qua, in mezzo al niente. Ecco Olfo che ci dimostra l'utilizzo di una calcolatrice tipica, però tipo a fare un 2+2, cioè un classico. Ok, praticamente fai così, sposti robe a caso, fa 3, esatto, ecco. Wow, guarda che piscinetta ragazzi, non è per nulla lontana dal campeggio, cioè si potrebbe sì prendere anche gli asciugamani e venire qua. Io adesso faccio una foto così poi te la puntinerò nelle mappe delle puntine. E qua è anche fondina, qua siamo quasi a 2 metri di profondità e l'acqua è tranquilla, sì, non è un torrente in piena, voglio dire. E poi ci sono delle bellissime passeggiate. Ti ricordo che siamo nel lago Boizinsko. Sì, questo non è il lago ma è un, diciamo, affluente, no? E il campeggio che ti continuo a menzionare è il camping Boizinsko, che comunque sia anche l'unico campeggio in riva al lago. E lì dietro c'hai anche un ristorantino che avevo visto su Google Maps, praticamente dal sentiero subito dopo il ponte a sinistra. Sarà cosa? 400 metri dal campeggio. Che carina sta casetta col drago tipico. Polessa qua ne dice che è il lago di Gesero, ok? E sì, scusa, il lago il Boizinsko, perché Gesero significa lago in sloveno. Porta al fiume, quindi non che sia neanche scritto il nome, no, perché Reka probabilmente vuol dire fiume. E Morge Sea, pensavo che era il Mar Morto, invece probabilmente Morge vuol dire mare. Il nostro amico Olfo deduce, guarda intanto a vacca mentre io dico deduce, che queste sono tutte casette diciamo in affitto, ok? C'è una specie di villaggio di casette in affitto, secondo me è da proprietà, comunque vabbè insomma informate nel caso in cui vuoi provare questa esperienza. E sono, guarda, tutte a bordo lago, quindi insomma è una zona molto molto bella e rilassante. Com'è? Tipo ingiazzata? Ma sei tu fuori? Ma se tu fuori significa è particolarmente fredda. Ti no? Però guarda che bello che era, cioè scusa. Sì, è bello, ma è invitato però. Te ciapavi anche al sushi con... 4 gradi. Va bene. E perché non andare a camminare sotto il sole del prima mattina così? Tu adesso stavo sotto l'ombra. Porco cane. Ultimamente sottovalutiamo i mezzi pubblici. È un paesino incantevole, c'è un po' di tutto perché con gli anni si è modernizzato, quindi tantissimi bar, poi puoi trovare anche bed and breakfast, le villette come abbiamo visto, il campeggio, il campo scout, no beh insomma adesso è completo, un sacco di noleggi bike, canoe e il supermercato. Vai, il supermercato tipico. Goditi questo ricordo della tua Radler preferita che poi non troverai mai più da noi. Ora fin qua, fammi 6 ore di macchina. Ok,
Questa è una bellissima chiesa medievale del 500 che ti consiglio di visitare. Sei nel ponte, quello diciamo appena arrivi a Boizinsko, ok? È un paese delizioso proprio. Guarda che spettacolo con gli affreschi dell'epoca. Metti in pausa e lesi, fate una cultura. Guarda che quanta tipicità in Tenacesa soia. Non l'avevo mai visitata dall'interno perché ho sempre trovato chiuso. Guarda che bello col tetto in legno e vista al lago, che figata. No, non che credo. Mi ha messo vero a postazione a DJ al prete? No, l'idea console del prete, no. Successivamente ragazzo io ti preparo già il piano vacanza. Allora riassumendo, dal campeggio, il campeggio Boizinsko, siamo arrivati con l'autobus a Rybchev Laz, ok, che comunque è l'ingresso del lago Boizinsko, ok. Scendi dall'autobus, ti passi la chiesetta, quella ancestrale, ok, cammini di qua, tieni la sinistra e avrai un botto di bellissime spiazzette. Vedi tu qua, tutte spiazzette, dopo che neanche dei più intime. Ecco, non li ho cuore per così. Dai, che cazzo! Ma te la mandi, non te la fai su, te la fai. Sì, sta lì adesso, dormi lì. Eccola, ho sempre non coparte perché se te copi dopo non capisci senso che te vai in tie spiazzette e sue robe, ma tu capisci niente. Guarda che bello. No, ora spazio neanche da qua. Sì, guarda che bel laghetto da fare il bagno, guarda. Adesso si butta qua. No, guarda qua. Qua e di che so, spiaggia tutta per lui. Non pensate. Dai, piacevolmente fresca, non è ghiacciata, Il fondale scende progressivamente, poi lì iniziano a esserci, vedi, più, diciamo, erbe da fondale, mentre qui è solo sabbia e sassi. Tanta roba, tanta. Ti voglio far vedere come sempre a 360 gradi il discorso, in modo da non storpiare. Vedi? Quello è il mio amico Ugane. E poi i pesci ti arriva. E tu? Portati via le scarpe da fiume, sempre presenti in camper, il comfort ne ripagherà, fidati. Perché passarsi una giornata a soffrire con mal de piedi non ha senso, Dio caro, quando con 5-10 euro te cammini tranquillo. Un bar subacqueo? Ah no, qual è essa? Casetta di al mar col garage subacqueo, che neanche Lio Piccolo. Sì, Lio Piccolo. No, perché ho montato insieme al sasso e cascare come ti ha fatto te? No, ma che tuffo, Dio. Guarda. E dopo il Magnaskai si fa, come diceva Ulfo, a villa sul lago del Como. Dice che bello questo è il lago del Como, con tutto il rispetto per il lago del Como, che sono stato sul lago del Como, ho fatto il giro anche col pedalò. Sì, guardati e singano. E tacca a motorea, butta su a tenda, in questo caso quella di Olfo perché a sua la desmentecata a casa, e con 20 euro e la seconda casa qua in lago del Boizinsko. 4 ghine passai, guarda, non è a cagare proprio. Sì, ma non ti garita ciao, non ti garita niente. Sai che razza è po' pitantone amico.
Vedi, Olfo è una specie di figura religiosa più simile al Buddha, in quanto il Cristo dei cristiani moltiplicò il pane e i pesci. Lui il pane non l'ha fatta niente, anzi saziava tutti i tuc, però in compenso la moltiplica i pesci. Vedi tu che è qua chi elemosina e fregue dei tuc, perché io potevo andare in giro, vedi, e i pesci... Ho capito, poi fa grigliata, va bene. Manca solo da trasformare l'acqua in vino, siamo a posto. Dai, cammino sull'acqua. No, sì, si è arrivati tipo dietro le cucine. Altro che spiaggia. Perché vedete, invece di avere una figa o all'esce in parte di un caro golfo. Però va bene stesso, insomma. No, fortuna, poi il contesto, guarda che bello. Sapevo che c'è quell'acqua che non è fredda, è tiepido, freschetta, ma una volta messo le gambe dici, bah, non è che serve metà anche al resto. Guarda che contesti, che razza dei posti che porti i miei amici ogni volta, guarda che misteri. Il caldo non è che regoli mica cosa, ma guarda anche quanti bei percorsi da fare con la mountain bike. Io le avevo già fatti all'epoca dalle parti di Brod, tutti quei paesini piccolini, bellissimi. Sì, questo è l'albero, The Tree. E questo ragazzo è lo spiazzetto che si chiamava The Tree, in quanto una volta c'era solo, almeno quel che ricordo io, c'era solo un albero, non mi ricordo tutti questi alberi qua, nella punta. Ok. Posso registrare questa considerazione, se non sembra che le faccio sempre io? Cioè, cos'è che hai notato qua? No, che se sto lago qua fosse stato in Italia, ma non so così, anche nel nord Italia, nel centro Italia, nel sud Italia, dove vuoi, ma ci sarebbe stato lo sporco più totale, anche a riva, magari lattine, bottiglie, anche qua vicino al bar, magari capita che magari qualcuno fa festa fino a tardi. Sì, quando gli embriaghi butta sulle bottiglie, dopo la resta là. Invece no, in passato solo sassi. Confermo. Sassi. Infatti dico dico spesso che il terzo mondo lo sta diventando l'Italia. Terzo mondo nel senso non tanto a livello economico, ma a livello proprio morale, sociale. Guarda, tutti curati, cioè non c'è una carta pulito. Sì, guarda, una roba che ho notato. tutti tranquilli, nessuno che rompe i coglioni. Un paradiso. Un cazzo di paradiso. Basta poco, Sì, beh, basta vedere anche Lubiana. Anche di Lubiana mi ero stupito, ho detto cazzo è la capitale. Cioè da noi vai a Roma, cioè siamo famosi in tutto il mondo per i borseggiatori, per le rapine, e Milano poi non ne parliamo. Ma è plano. No, però non è là, cosa vuol dire? Cuca? Mendos? No. Sì, vai in acqua, Dio caro. Uccio. Che fa? Per me va su l'albero. Ah no? Dio caro. Sul bordo Passa al centimetro, Dio. sì, Che l'hai fatto apposta? Come qui che fa le gare. Buttare lì. Tac. Guarda che bello. Che le andavi anche al sole. La temperatura è piacevolissima in quanto è balneabile, veramente balneabile. Io che sono molto freddoloso faccio un po' fatica ad andare dentro, però vedo che altra gente sta a mollo, si già sei coglioni, senza pensieri. Guarda, adesso in teoria vi anche Olfo, vedi tu qui sono tempi, vedi tu che si prepara le scarpettine, vedi tu, te su robette, i suoi accessori, Dio caro, si peso della Barbie. Ma l'EP tipo è a baby mia, solo che invece di mettere il ciuccio te metti il boccale di birra. Guarda che si cuccia e si occupa.
No, sto bene Non così. stai bene di te, No, perché fermo, porterai il Dio. ricordo che non Una sei... merda, Dai, brutto. concentrati, 3... Concentrati che non è 3, fredda, 1, convinciti 3, che non è 1. fredda. Ecco, devi convincerti. Sì, lascia È una stare. questione di testa, Giuda. Dai, buttate su. Ma no, buttate su in senso deprimete, buttate su. Sì, Sto ben così. Buttati in depressione, buttati su. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mom, take these guns away from me. I can shoot them anymore. There's a long black cloud following me. Feel like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mom, take this badge off of me. Il posto è ultra consigliatissimo, ragazzi, sarà un motivo perché io continuo a venire qui da una vita. Certo, poi per carità è soggettivo, dipende dai caratteri, ok? Io qui senza i bike non ci passerei più di 2 giornate piene, ok? Quando ci siano tantissime passeggiate, eccetera. Non lo so, dipende dal carattere. Se invece avessi avuto l'e-bike, allora ti assicuro una settimana fissa, perché un sacco di cascate, di sentieri da andare a vedere il disastro. So di averti fatto tante clip di questo lago, però se il posto è bello, cioè cosa ha fatto? Non so, il video a casetta, cioè l'albero, non ti capivo, come che fosse una bella snappa e non so, ti riprendi e il cammino là, non ha senso? Una cosa importante, mi sono scordato di dire, veramente bella gente, però un po' come i furlani, cioè un po' susteghi all'inizio, cioè tutti muso duro, barretta fracada sul suo, ma in realtà sono comunque delle brave persone civili. Renditi conto, come dico sempre a mia nonna, che l'Africa siamo noi in Italia, cioè che noi pensiamo che nei paesi dell'est c'è il terzo mondo, la delinquenza eccetera, no, è tutto in Italia, cazzo. Colleghiamoci al discorso di prima, com'era il bagno? Stavo dicendo che il bagno è super pulito. Complimenti al signore delle pulizie che lo tiene in ordine. Sono tutti piccoli no, segnali, piccoli dettagli, no? Cioè è una cosa qua, una cosa qua, una cosa là, è ovvio che così costruisci la società, la bellezza della società, del posto, del paese. C'è troppo forte il sole. Guarda, è pieno di ristorantini ultra caratteristici, però noi ti portiamo in uno ignorantissimo dove che si mangia tanto. Il turismo che bazzica in questa zona è ovviamente lo sloveno, cioè quelli del posto, ok, un po' come il Porto Pirone per i pugliesi, vai là, sono quasi tutti pugliesi. Il tedesco ovviamente, perché il tedesco c'è dappertutto, e incredibilmente tanti belgi o belghi, pastore belga, belghi, Olessa belghi. Vedi tu, io questo l'ho trovato in base alle recensioni, è un po' come trovare la classica trattoria ignorante del paese dove mangi tanto e sono tutti contenti, hai capito? È un posto turistico che assieme a che altri. Vabbè, no, veramente è piacevole sta roba. C'è tanto caldo, sta qua è piacevole da bere. Lui si è innamorato di sta Radler. Il destino vuole che ce l'hanno in qualsiasi posto, che è tipo il Pompalmo Rosa. Scusa, ma solo questo. Esatto. Perfetto. Intanto il Merlot è un 8,5
7 al 9, quindi iniziamo già bene. Cioè, Tutti i telefoni alla tanta carica. roba, per quello che ti ho detto, cioè, vai in Slovenia, vai nei posti tipici ignoranti, non nei posti da turistici, dove chi fa mangiare sloveno. Infatti c'è anche scritto nell'insegna cibo sloveno. Ok, tanta roba, so che a te non ne frega un cazzo, comunque la qualità della cipolla è estrema, adoro veramente questa cipolla e te lo segno nella puntina. No, non ce la faccio più, muoio, me rendi in per domani, a colazione. Mi faccio portare via. No, appunto, no, bisogna dire, questa cosa è la graspa tipica, si chiama graspa slivoka. Allora, sa da alcol, un fiato a pie. Ha un gusto intenso. No, sa la pie, snasa. Aspetta, so che è una cosa che al pubblico proprio non gliene frega niente, ma a me sì, e c'è tutta una storia dietro che voi forse un giorno saprete. Volevo ricordare che a luglio 2024 Olfo mi ha fatto pagare 6 euro un cazzo di mini toast in Slovenia. Ha sbagliato, prima il tasto ha scritto panini. Ha messo panini, non Quanta tosta. forza! Ragazzi, 6 euro, dai! Bello! Ma che spettacolo! Italia, noi ti diamo la buonanotte, beh in teoria, perché dopo di sicuro avrò qualche altra monata da dire, però vabbè, in teoria ti diamo, sì no, siamo in compagnia, ti diamo la buonanotte da questa bellissima vista. Uccio che arriva il flash, e tu? Questo era il locale dove andavo sempre io, è il famoso, diciamo, ristorante a Ribcev, quello sotto il roccione, ok? Vista lago, però credo che concorderai anche tu sul fatto che è stato meglio scegliere la cucina ignorante. Per cucina ignorante si intende cucina sana, pura, tipica, non elaborata, non sofisticata. Che forte! Allora questa, ragazzi, voi non la conoscete, bambini? Si chiama lucciola, o meglio sì, forse la conoscete, però c'è un altro tipo di lucciola che è un insetto che fa la luce. Una volta c'era anche in Italia, ce n'erano tantissime, tu vedevi queste specie di stelle che si muovevano, danzavano, in realtà erano sti insetti che si chiamavano le lucciole. Ma sì, dai, illumina, guarda là, c'è avuto che non venga fuori un orso adesso da ste bande qua, e tu ti puoi sparagnare 2 euro di autobus, Dio. Perché in Slovenia le piene di orsi, cioè che discorsi si deve fare? Come in America li procioni, quali gli orsi? Ma no, le lupo. Guarda che bei cesette che ti trovi per strada, guarda, con fiade sesta, con 2 disegni, un fiato colorate, guarda che bei. Io caro, vatti colfo di notte che il per strada è a caso, dopo se perdevi in mezzo ai pericoli non avevi tu. Ti mai da stare distante dai pericoli? Con la batteria scarica, secondo me porta in mezzo agli orsi in Slovenia, Dio caro, così a caso. Non so, illumina, no, non so se è un gatto. No, è un gatto, oddio. Illumina bene. Scarpe. Ah, scarpe. Dio caro, che cazzo di animale io? Ah, pensati, non so. No, Dio caro, guarda, mi ricorderò di quel luglio 2024. Dove serviva la arma? Ma ringraziate cosa? L'avevo il coraggio di dire che l'avevo una buona idea a camminare. Mangiare a caramella qua graspa, qui era una buona idea. Ma vai in figa, Dio. Loro mi dicevano Di stare zitto è buono, loro mi dicevano tranquillo cambia tono. loro mi dicevano Di non parlare con la bocca piena e camminare dritto bene retto con la schiena. Di non andare fuori tema e seguire lo schema oppure andare a letto senza cena. Di non creare un problema che non ne vale la pena. Di essere grato di essere nato nel lato del mondo che in fondo è perfetto. Perfetto. Perfetto, perfetto come te, Letizia. È una tipica espressione della vocalità, della leggiadria, del canto all'italiana. Io non so bene quando è cominciato, a un tratto io non obbedivo più, cara, è